L'associazione disabili, anziani e minori Saieva Onlus oggi in un momento diciamo di festa, ma un momento anche importante per parlare un po' e fare il consuntivo della vostra attività nel sociale che svolgete quotidianamente. Sì, oggi come ogni anno abbiamo sempre il piacere di organizzare una serata che si chiama sempre Serata di Gala. Questa sera abbiamo il piacere di avere come nostri gratitissimi ospiti i nostri partner del progetto Agricoltura Sociale. È un momento di incontro, è un momento di confronto, è un momento in cui noi facciamo un po' il bilancio e sunto di quelle che sono state un po' le attività e anche un po' la progettazione delle attività future. Quello che ci piace sempre è fare e coinvolgere il territorio e renderlo partecipe e attivo su tutte le attività che facciamo. I vostri sono settori, diciamo, particolari come uno tra i tanti l'assistenza e il supporto alle famiglie? Diciamo che quando noi parliamo di supporto alle famiglie, oggi lo vogliamo intendere in toto, a 360 gradi. I bisogni alle famiglie non sono solo bisogni speciali, ma ci piace pensare che sono bisogni naturali, che le famiglie hanno tante esigenze legate ai ragazzi, sia con difficoltà ai ragazzi normali, sono legati al bisogno di integrarsi nel nostro territorio e di avere quelle risposte sociali, naturali che il territorio dovrebbe dare. E noi ci piace pensare di essere un anello di comunicazione tra le persone e i servizi sul territorio. Un territorio che ha bisogno di questo servizio, no? Il territorio ha bisogno di tantissimi servizi, tant'è che noi stiamo cercando in tutti i modi di ampliare le tipologie di servizi che non siano forme di assistenza, ma forme di integrazione sociale, includendo, infatti nel progetto Agricoltura Sociale abbiamo incluso anche i ragazzi che non hanno delle difficoltà, ma che possono avere semplicemente delle fragilità e che diventano da supporto e da elemento migliorativo per i ragazzi che invece presentano delle difficoltà. La Via degli Aromi, un progetto che voi avete presentato l'anno scorso e che sta andando avanti, con quali prospettive e anche fare un po' il punto di quello che è stata la vostra mission. Allora, dopo un anno possiamo dire di essere contentissimi e soddisfatti di questo progetto che presenteremo invece fra qualche mese, daremo proprio il frutto di quelle che sono state le nostre attività. È un progetto che ha portato e porta i ragazzi a coltivare la terra, l'azienda Airone e il dottore Gianfriddo, è un progetto dove lo abbiamo aperto a tutta la città, ai ragazzi normodotati, senza difficoltà, sia ai ragazzi con difficoltà, e nel tentativo di poter vivere quelle esperienze di normalità, sempre avendo però come elemento fondamentale l'integrazione come elemento sociale e quello che noi ci prefissiamo in futuro è anche un'integrazione di tipo lavorativa. So che avete degli obiettivi a breve, quali? Noi abbiamo tantissimi obiettivi, di integrare sempre di più il nostro territorio e migliorare e potenziare i servizi e che questi servizi possano veramente abbracciare tutti i bisogni della comunità, non solo le persone cosiddette fragili, ma che i servizi siano qualcosa che possano fare crescere la nostra società e dare un contributo positivo alla nostra città. Ci troviamo qui ad Agrigento proprio per la convention della Saieva Onlus. Perché una convention? Perché è un punto fermo in cui si guarda quello che è stato fatto precedentemente, dove ci troviamo e dove andremo. La cosa più importante è quello effettivamente di trovare nuove risorse, nuove energie per fare nuovi servizi e per far lavorare i lavoratori che hanno bisogno. Bisogna rilanciare il nostro territorio, proprio per questo siamo qui, proprio per dare un impulso alla nostra città e a tutto il territorio che ci sta attorno. La Saieva Onlus oggi è un ente del terzo settore che dà servizi e quindi sempre più dobbiamo fare qualcosa per la nostra città e per il nostro territorio. Oggi ci sono anche i vostri partner presenti. Allora, noi abbiamo superato un progetto che si chiama la Via dei Sapori, FSE, ne stiamo preparando anche tanti altri progetti proprio per rilanciare il nostro territorio, perché se facciamo i progetti arrivano delle risorse dove si possono attuare i servizi e far lavorare tantissima gente. Il nostro territorio non si deve spopolare perché abbiamo tantissime risorse e anche tantissimi professionisti che devono rimanere qui e dobbiamo essere anche utili alla pubblica amministrazione e anche alle altre associazioni per diventare volano del nostro territorio. Voi lavorate con l'assistenza ai disabili, anziani e minori, un settore particolarmente
importante, è molto sensibile e molto particolare. Noi facciamo assistenza agli anziani, ai disabili e ai minori, e in più tutte le attività che sono connesse alla famiglia. E quindi questo cerchiamo in tutti i modi di fare bene, e se lo facciamo bene dobbiamo cercare in tutti i modi di farlo ancora meglio, perché far meglio le cose non c'è mai fine. Ricordiamo che voi avete anche un 5 per 1000 per contribuire Noi con il 5 per 1000 abbiamo fatto tante cose, abbiamo comprato un pulmino, abbiamo ristrutturato una sede che è completa a disposizione della città di Agrigento, e noi la cosa più importante è quella effettivamente di collaborare e far funzionare le cose. 2 anni fa abbiamo avuto il piacere di iniziare a avviare questo progetto per i giovani, con cui si poteva, diciamo, inserirli nel mondo dell'agricoltura, partendo dalla piantumazione, dalla coltivazione del terreno, per poi passare anche alla piantumazione delle piante e così via fino alla produzione e al prodotto finale. L'obiettivo è portare questi giovani, diciamo così, in un percorso di lavoro, di studio, di formazione che li porta sempre più vicino a ciò che noi facciamo quotidianamente. Con quali risultati? Attualmente stiamo avviando appunto i ragazzi nella fase della formazione e soprattutto nella fase della prima realizzazione, cioè la preparazione del terreno, e quindi faremo a breve la pianturazione delle prime piante da orto. Poi passeremo alle piante appunto aromatiche e ancor più con i fiori, quindi questi sono obiettivi che noi ci poniamo di fare con questi ragazzi. Assessore, oggi presente a questa iniziativa della Saieva Ollus, un'azienda che si occupa di assistenza ai disabili, anziani e minori, con anche progetti nell'agricoltura, con la Via degli Aromi. Assolutamente sì, abbiamo accolto con grande piacere l'invito della Saieva Ollus, con cui il Comune di Agrigento ha dei rapporti di carattere istituzionale, e non in ultimo la collaborazione attraverso questo bellissimo progetto della Via degli Aromi, che sta andando benissimo. Noi abbiamo messo a disposizione come Comune di Agrigento, per quanto riguarda la parte sociale, ma anche per quanto riguarda tutte quelle che sono le attività di verde pubblico relative proprio all'agricoltura sociale, tutta la disponibilità massima, e collaboriamo e contribuiamo a dare il nostro sostegno. Devo dire che la Saieva Ollus è una realtà assolutamente condotta bene ad Agrigento, numerose sono le iniziative. Oggi questa serata è una serata che diciamo così raggruppa anche la provincia, ma sta a rappresentare l'importanza nel territorio di fare rete grazie all'associazionismo, perché ribadisco il concetto: non esistono gli enti, non esistono, diciamo così, tutti coloro che sono bravi nel fare le cose se non c'è l'aiuto e non c'è la collaborazione della rete. Ecco, la Saieva Ollus fa rete con le istituzioni, fa rete con il Comune di Agrigento, e noi siamo ben lieti di partecipare a questo evento. È un invito al quale ho risposto veramente con piacere. Per l'occasione la serata inizierà proprio con un quartetto di sassofoni, anch'esso del Conservatorio di Palermo. Sono dei ragazzi molto giovani che comunque già si sono distinti in varie manifestazioni, in ultimo ad esempio il prestigioso premio Abbado, organizzato proprio dal Conservatorio di Palermo, dal Teatro Massimo, riscuotendo veramente ampi consensi. Questa sera avremo quindi l'occasione e il piacere di ascoltarli.